Porte blindate nella riunione della conferenza dei servizi relativa all'autorizzazione integrata ambientale, AIA, del rigassificatore. Dall'incontro, che vedeva anche la presenza di Comune, Provincia, Azienda Sanitaria e ARPA, era attesa una risposta definitiva. Si è trattato invece di un incontro interlocutore dove Comune e Provincia hanno fornito osservazioni in merito alle integrazioni fornite da Gas Natural per parificare i documenti AIA a quelli progettuali. Comune e Provincia hanno chiesto ulteriori elementi e Gas Natural ne ha preso atto. Si allungano dunque i tempi. Ad agosto dovrebbe arrivare il parere finale del Comitato Tecnico sul rischio rilevante, nonché le integrazioni. Quindi, probabilmente a settembre, Comune e Provincia attiveranno le loro strutture decisionali e porteranno al voto il risultato. Dalle aule consigliari uscirà quindi il parere definitivo, uno dei tasselli dell'AIA. Per i sostenitori del no si è trattato di una nuova fumata nera. Il segretario della UIL regionale Vigili del Fuoco, Adriano Bevilacqua, chiede le dimissioni dei due assessori dell'ambiente di Comune e Provincia, Laureni e Zoglia. Serve coraggio per fare gli amministratori. A parere nostro c'erano tutti gli elementi per dire no. Avevamo ascoltato qualche giorno fa Laureni, sembrava indirizzato per un no secco. Ancora una volta hanno chiesto integrazioni, a noi ci sembra una presa in giro. Se non hanno il coraggio che si dimettano subito, perché questo rigassificatore nuoce a questa città. In parallelo all'incontro, all'esterno della sede della Regione è andato invece in scena un nuovo sit-in per ribadire la contrarietà all'impianto nel Golfo di Trieste. Una ventina di enti, associazioni ambientaliste, movimenti dei cittadini, esponenti politici di Federazione della Sinistra, Italia dei Valori, Lista Civica Trieste Cambia, Movimento 5 Stelle, PD, SEL, un'altra Trieste, uniti per far sentire il loro no sul progetto del rigassificatore proposto da Gas Natural. Intanto è allo studio l'avvio di una class action da indire contro la Regione per i casi di omissioni e irregolarità negli atti riguardanti il rigassificatore di Zaule, e ciò a tutela dei cittadini della provincia. Siamo qui per ribadire una volta di più come il rigassificatore di Zaule sia incompatibile con lo sviluppo economico della città di Trieste, del comune di Muggia, del comune di San Dorligo, sia incompatibile con l'attività del porto di Trieste, sia incompatibile con le norme di sicurezza che riguardano il sito industriale di Trieste, sia incompatibile con tutto quanto riguarda anche la parte geografica e logistica del sito che viene proposto. No a questo rigassificatore, si tratta di un progetto obsoleto e che è collocato in mezzo al porto e vicinissimo alle abitazioni e crea grossi danni all'ambiente marino e al ciclo aperto. È come se si volesse dire: servono case per i triestini, edifichiamo un grattacielo in Piazza Unità o lottizziamo Miramar. No, possiamo trovare altre soluzioni, quindi non è un no al gas o al terminale.